Ammontano a 9,6 milioni di euro le risorse del Fondo Sociale Europeo che la Regione ha destinato alla realizzazione del programma di interventi del 2019 per le circa 30.000 persone con disabilità iscritte al collocamento mirato del Veneto. La cifra si somma ai 15 milioni di euro già investiti nel 2018 per favorire l'inserimento lavorativo dei disabili e che ha garantito risultati incoraggianti. L'obiettivo è offrire delle opportunità di occupazione ad almeno la metà dei richiedenti entro il prossimo anno. Se alla fine del 2017 gli occupati erano poco meno di 5.000, con l'azione svolta nel 2018 si è data risposta ad altri 8.000. Ulteriori 2.500 saranno coinvolti nel piano 2019, portando il totale a oltre 15.000. Una cifra che non ha uguali in nessun'altra regione italiana. Tutte le nostre politiche sono politiche che sono rivolte a una maggiore autonomia, vita indipendente. Vita indipendente parte sicuramente da quello che è il lavoro e quindi l'inserimento lavorativo. Quindi i provvedimenti che vengono presentati, che sbloccano tutta una serie di fondi, ma danno la possibilità di un vero inserimento lavorativo appunto alle persone con disabilità fisica, sensoriale o quant'altro, vanno in questa direzione della dignità della persona, ma soprattutto di la possibilità che queste persone iniziano un percorso di vita indipendente e autonoma.